Beh, la prima domanda che ti facciamo è topica. Da quale ambiente familiare provieni? Io provengo da un ambiente, direi, borghese, piccolo borghese. I miei genitori erano tutti e due insegnanti, di origine diversa. La mamma veniva a sua volta da un ambiente borghese, il papà invece veniva da un ambiente contadino. Per mio papà la politica era fondamentale. Io da bambina mi ricordo che si trovavano in soggiorno a discutere di politica, arrivavano la sera e poi la mattina c'era un fumo denso per cui per me la politica era una cosa normale. Ecco. E in questo contesto, diciamo, la dimensione politica com'era sentita nell'esperienza di tuo padre, ma anche di tua madre, così, vista anche dal tuo punto di vista, diciamo così, da bambina? Io me la ricordo quando ero bambina e quindi la vedevo una cosa sì da grandi, una cosa che interessava mio papà, ma che era la vita fondamentale di mio papà, perché mio papà ha cominciato a interessarsi di politica prima che noi nascessimo, prima di sposarsi, durante il periodo della guerra, della resistenza. E la politica era insieme con l'insegnamento, insomma, la sua professione. Eh, Mia mamma non poteva non condividere le idee di papà, o meglio, il fatto stesso che il papà facesse politica faceva sì che le cose del papà erano una cosa buona, ecco. In realtà mio padre ci lasciava molto liberi, ma probabilmente proprio perché si aspettava che i figli fossero liberi di scegliere, andava a finire che si era più portati a pensarla in maniera quantomeno non dico come lui, ma a sentirsi attirati dalla sua idea, proprio perché ti lasciava libero. Ovviamente gli faceva piacere se poi condividevi le idee, ma proprio perché per me la politica era una cosa normale. Finché se ne è occupato papà, io non me ne sono occupata molto. Ho cominciato a fare prima attività sindacale in un sindacato della scuola, consulenza, assemblee sindacali, e ho cominciato ad entrare in politica quando ne è uscito mio padre, fondamentalmente. Poi per me era davvero una cosa naturale. Papà si è sempre interessato di politica. Io prima ho fatto attività sindacale, ma l'attività sindacale, sia la consulenza, i ricorsi e soprattutto le assemblee hanno una dimensione che ha qualcosa di politico, cioè quello di parlare agli altri, di seguire, interessarsi, è una dimensione politica, forse un pochino più pratica, più concreta e proprio per quello è stata una dimensione iniziale per me, insomma. Io tra l'altro mi sono iscritta alla Democrazia Cristiana, ripeto, non ricordo l'anno, ma abbastanza presto, io penso dopo l'università. Come si è orientata la tua scelta della scuola superiore fra liceo classico e liceo scientifico? Eh, Liceo. per me era abbastanza naturale, i miei, ripeto, insegnavano, per cui l'idea di fare il liceo era stata, direi, scontata. Poi mio papà mi aveva consigliato il classico e io invece decisi di fare lo scientifico, probabilmente per quel tanto di differenziazione che i ragazzi hanno. Naturalmente aveva ragione mio papà, perché appena finito lo scientifico avrei voluto fare giurisprudenza. Bene, non si poteva. Dall'anno dopo sì, tutte le facoltà. Ma quando finì io nel 68, proprio l'unica facoltà che non si poteva fare e che mi sarebbe interessata era giurisprudenza. A me non pare che avesse un gran peso la politica, anche se qualcosa cominciava. C'erano state le proteste per l'università, la facoltà di medicina a Udine, questo sì, ma quanto queste richieste di avere medicina fossero strettamente connesse alla politica o anche così semplicemente a una
rivendicazione anche di Udine rispetto a Trieste, non saprei dire. Ecco, io ricordo questo aspetto, ma per il resto mi pare che l'ambiente fosse tranquillo. Io avevo il grembiule, tutte le ragazze avevano il grembiule. I maschi no, ricordo che in prima superiore qualcuno venne con i calzoni corti e poi ci fu la discussione sulla giacca, ma la ricordo più come portata da mio fratello, per cui forse venne l'anno dopo, cioè l'obbligo di portare la giacca e la rivendicazione del fatto che non si poteva pretendere, perché uno poteva non avere i soldi per la giacca e quindi insomma la rivendicazione del diritto di portare il maglione, ecco, per i maschi. Ma queste erano le sensazioni che io avevo all'epoca. Ma io ero un tipo molto tranquillino, quindi non ricordo però in classe discorsi politici impegnati. Diciamo che vennero più all'università. Contava come uno faceva scuola, ma il clima era tranquillo, grandi contestazioni con gli insegnanti non c'erano. Mi ricordo una volta che andò tutta la classe a protestare dal preside perché l'insegnante di matematica aveva con una serie di domandine dato una serie di votacci, ma era una cosa sì, epica, tutt'altro che consueta, che tutta la classe andasse a protestare dal preside. Ecco. Io ricordo che qualcuno lavorava col giornalino, mio fratello per esempio scriveva su Oggi Studenti, io vengo da un ambito cattolico, c'era una certa vivacità anche in quell'ambito, ricordo alcuni assistenti religiosi, alcuni poi anche si sposarono, lasciarono, ma c'era questa vivacità, questo, come dire, un po' scoperta, ma molto iniziale, mi pare, della partecipazione, della voglia di dire qualche cosa, di interessarsi un po' della società, ecco, come dire, una fase molto iniziale di un elemento che nel 68 mi pare ci sia stato, che era quello proprio di occuparsi della società, della politica, di farsi coinvolgere. Ecco, questo mi pare che avvenisse però in situazione molto iniziale. Forse poteva essere più marcata lo Stellini, ma io ero Marinelli. Poi in questo contesto come è maturata la tua scelta di facoltà per andare all'università? Io allora avevo una visione un po' che derivava dalla mia esperienza familiare, ero una donna, pensavo che magari l'insegnamento potesse essere una professione compatibile con la famiglia. Poi non mi sono sposata, non ho avuto figli, ma insomma questi erano i ragionamenti che facevo. Eh, Avevo avuto qualche tentazione con medicina, però un po' questa valutazione dell'insegnamento e l'idea che scienze naturali era abbastanza varia come argomenti, mi consentiva di passare da un settore all'altro e quindi mi attirava un pochino per la varietà di studi. Diciamo che non avevo una vocazione scientifica molto marcata, anche se avendo fatto il liceo scientifico, per esempio, il primo esame di matematica, che era peraltro analisi molto semplice, lo trovai piuttosto agevole. Qual è stato, come dire, il tuo impatto a Padova con la contestazione? Riguardava più le facoltà umanistiche, da come si evinceva. Io nel 68 conseguo il diploma e vado a Padova. E quindi il primo approccio con il 68 per me è a Padova, con alcuni aspetti positivi, per esempio l'eliminazione delle matricole, degli scherzi, di queste cose che sostanzialmente cessano. Eh,
continuavano in qualche collegio tipo l'Antonianum, ma già il Gregorianum frequentato da mio fratello no, per esempio. Io all'inizio sono stata in collegio alle Dimesse, poi con alcune amiche mi sono trovato un appartamento in centro. La scoperta è stata lì, anche se occupazioni erano molto più frequenti nel settore letterario e a Padova gli istituti erano posizionati in maniera diversa, il settore di lettere umanistico era verso il Duomo, al Bo c'era giurisprudenza, io facevo scienze naturali, avevo qualche corso al Bo, matematica, geografia, corsi molto tranquilli, anche perché scienze naturali eravamo in pochi, per cui quando i corsi erano insieme con gruppi maggiori o i geologi, qualche volta o ancora di più i biologi, allora c'era magari maggiore vivacità. E altri istituti erano nel settore scientifico e io ricordo occupazioni a chimica, soltanto a chimica, interruzioni, occupazioni, ma me le ricordo in quell'istituto. Ho partecipato a qualche assemblea, ma più per curiosità, per vedere cosa succedeva. Ne ricordo una in cui venne Capanna e c'era un controllo, ti controllavano per esempio tutti quelli che entravano se avevi il libretto universitario, cosa che mi aveva colpito questa idea del controllo. E non ne ricavai un'impressione molto positiva perché mi pareva che passassero molto di più il microfono a quelli che la pensavano come loro. E mi ricordo ancora che una ragazza venne zittita dicendole taci tu che hai tutti 30 e a me l'idea che uno avesse 30 semmai pareva una cosa difficile e lodevole, devo dire. Ecco, un pochino questa era l'impressione che avevo, ma negli istituti da me frequentati devo dire che con l'eccezione appunto di questo di chimica le cose erano abbastanza di sfuggita, insomma, questa era l'impressione. Sì, negli ambienti cattolici c'era un'apertura e una discussione sulle novità che venivano, appunto il periodo in Cecoslovacchia e anche poi gli attentati in Italia, sicuramente erano fonte di discussione e io credo anche, insomma, una discussione abbastanza aperta a sentire le posizioni degli altri. A Padova città, com'era vissuta questa esperienza studentesca? Incideva sulla vita quotidiana anche della città? Non ho un ricordo chiaro, a me pare che ci fosse comunque una vita studentesca, quello di trovarsi così in qualche osteria, ma ripeto, il settore umanistico per me era lontano, anche quando avevo contatti li ho avuti con persone che facevano facoltà scientifiche, matematica, medicina e il settore più vivace era sicuramente invece quello delle facoltà umanistiche. Sì, c'erano i periodi appunto delle occupazioni, un istituto era occupato, le lezioni si interrompevano per un po', però noi abbiamo fatto sempre esami regolari, poteva esserci il ritardo di una sessione, ma sinceramente io 18 politico non ne ricordo. E, senti, diciamo in quel periodo... Viceversa, me lo ricordo di alcune amiche che avevano scelto invece architettura. Tu oggi con quello strumento straordinario che è il senno di poi, che giudizio dai complessivamente del 68? Beh, nella mia esperienza, ripeto, è rimasto un po' sullo sfondo ed era anche una dimensione di giovinezza,
Credo però che gli aspetti positivi siano stati proprio questo, voler occuparsi della società, voler impegnarsi nelle cose, guardare i problemi degli altri, anche se si vuole la dimensione internazionale, no? Era il periodo in cui si parlava della guerra del Vietnam, per esempio, però anche questa dimensione, quello interessarsi del mondo, cioè anche al di là dell'Italia, di dove ci trovavamo, questo mi pare un elemento interessante. Se si vuole anche proprio la contestazione, venivamo da un ambiente che era molto tranquillo, molto inquadrato, quindi anche quello di porsi in contrapposizioni, in dialogo, io penso che sia stato un aspetto interessante. L'importanza della dimensione politica e in genere dell'impegno nella società, nella comunità, una visione un po' più ampia che non il discorso politico, partitico, io credo che sia un aspetto importante della gioventù di allora, che forse poi si è un po' perso, ma che penso se sarebbe importante anche oggi. Anche un po' l'aspetto anticonvenzionale, questo che non importava come si era vestiti, ecco, questa dimensione, se si vuole, di libertà, ma di libertà anche con la facilità di di aprire delle relazioni in maniera magari più aperta, diversa da come si era abituati, al di là degli schemi, al di là anche del contatto della propria tradizione, quindi anche con giovani che avevano avuto esperienze diverse, non importava, non si chiedeva, non ci si poneva il problema di che storia uno avesse avuto prima, da che famiglia venisse. Ecco, anche questo, ripeto, nel liceo non è che uno chiedesse di chi era figlio uno, ecco, o almeno per me la cosa non aveva importanza. Dove ti sembra invece che abbia fallito? Quali sono gli aspetti che ti hanno più colpito? Io ho parlato così di anticonformismo e libertà, però poi ci sono state, se si vogliono, le divise dall'altra parte. L'apertura è apertura se io accetto le posizioni diverse. Nel momento in cui in certe frange ci si è irrigiditi soltanto su certe posizioni, io credo che si sia perso l'elemento di vivacità. Non mi convince neanche il discorso ripeto, del 18 politico. In fondo una meritocrazia, se correttamente intesa, rispettosa cioè anche delle differenze, dà maggiori garanzie a chi parte svantaggiato. Mio padre in realtà riuscì a laurearsi partendo da una famiglia contadina povera che aveva poco, con una situazione di facilità per tutti. Alla fine poi chi è maggiormente protetto familiarmente rischia di avere migliori risultati, e quindi forse si è prodotta meno recupero e meno eguaglianza reale di questo. E poi ovviamente c'è stata la stagione del terrorismo che a me colpì molto, anche perché mio padre lo conosceva Moro, lo conosceva dai tempi dell'università, e quella è una cosa che a me effettivamente colpì particolarmente. E in fondo il terrorismo fu un irrigidirsi, una chiusura, interessò soltanto una certa frangia, ma fu fu una cosa terribile, buia, ma in qualche modo una chiusura, un irrigidirsi di quelli che potevano essere movimenti, come dire, apertura, che invece presero una via all'opposto,
chiusa su se stesse con barriere corrette. Io credo che il terrorismo si sia arenato perché ci fu più che un contrasto, una percezione negativa della gente, che mentre chi prima aveva forse un ricordo dell'evoluzione, quindi pensava ad errori, eccetera, poi emerse proprio questo vissuto negativo della gente, e io credo che con una percezione negativa, un vissuto negativo, poi anche certe scelte tendono poi ad inaridirsi, a non avere uno spazio in cui muoversi. Certo, non è facile dare lettura a quel periodo, ecco, quello è un periodo che mi colpì anche proprio per questo motivo. E la tua scelta, diciamo, politica è stata innescata dall'esperienza sindacale e anche naturalmente dall'ambiente che frequentavi. Io ho cominciato a lavorare e insegnare quando ero in un periodo di crescita in cui non era così difficile trovare posto. Certo, gli stipendi erano bassi, mi ricordo che all'inizio la benzina si portava via tutto, specie si andava, ci si metteva d'accordo di trovarsi in un certo posto e si andava con la stessa macchina in quattro, sempre che poi uno non avesse 3 scuole in 3 paesi diversi, perché in questo caso non ce la faceva, ecco, ma non era un periodo in cui c'erano delle rivendicazioni, perché sì, le retribuzioni erano sicuramente basse, anche se c'erano alcuni aspetti, il pagamento estivo, che poi sono venuti meno, però le retribuzioni sì, non consentivano granché a uno di cavarsela. Beh, una conseguenza del 68 sono stati sicuramente gli organi collegiali della scuola, eh, che se ne dica sono stati positivi perché hanno costretto gli insegnanti a tener conto che la scuola era fatta anche dagli altri, dagli allievi. Poi in sé per sé non hanno funzionato molto, non ha molta importanza, come dire, le competenze erano poche, c'era poco da fare, però il dover tener conto che io parlo anche ad altri, che gli altri ci sono, beh, questo comunque sia, nonostante l'insuccesso, è un elemento importante. In fondo la scuola è cambiata. I ragazzi poi non sicuramente avevano una capacità di porsi nei riguardi dei docenti completamente diversa rispetto ai miei tempi, e quello cambiò rapidamente. Già a livello universitario il nostro modo di porgerci nei riguardi dei docenti era diverso, sapevi di avere dei diritti, non avevi problemi ad andare a parlare con l'assistente, con l'insegnante. Questo elemento era già cambiato ed è cambiato rapidamente, per cui quando io ho cominciato a insegnare l'atteggiamento dei ragazzi era già completamente diverso, erano passati 5 anni, ma era completamente diverso, ragazzi che chiedevano, che pretendevano, mamma mia, dalla prima supplenza, insomma, almeno quei ragazzi grandi, ma in senso positivo comunque l'evoluzione. E le domande finali sono quelle topiche, no? Che possono anche essere sganciate dal 68. Un libro, un film, una canzone. Un libro, ma forse latinoamericana, che però anche quello l'ho letto dopo, quando ho cominciato a farmi prendere un po' dal piacere di viaggiare in America Latina. Io ho cominciato a viaggiare dopo laureata, ecco. È il viaggio che il Che Guevara giovane fece con la vecchia motocicletta, con la Poderosa, nell'America Latina, con diverse esperienze,
Lebrosari, e quindi un pochino la scoperta, certo la scoperta della dimensione politica, però ripeto, credo che per me fosse più la scoperta dell'ambiente, del posto. Credo di aver visto 2 volte Butch Cassidy, tanto poi che pochi anni fa, quando sono andata in Argentina, ho anche ricercato la capanna di uno delle sue soste, quindi sono pure andata a cercarla. Ma anche lì penso, beh, a parte insomma i 2 attori che allora per una ragazza insomma erano piuttosto affascinanti, ma anche lì il senso di libertà e il senso degli spazi aperti che mi hanno sempre affascinato, devo dire. Per me le canzoni sono sempre... non le ascoltavo molto, quindi come tutti un po' quelle di Bob Dylan, Joan Baez, quelle canzoni lì. Mi ricordo però non le attribuivo nessun significato, soltanto che l'avevo ascoltata in un periodo in cui ho avuto una brutta influenza, era Lucy in the Sky of Diamond, ma naturalmente non c'era nessun riferimento per me con l'LSD, soltanto con un periodo di malattia in cui sentivo questo disco che mi avevano regalato, questa musica nel momento in cui ero ammalata, per cui questa sensazione un po' legata alla sonnolenza a questo.